Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di etichettatura del vino. Lo facciamo con il nostro ospite, Pier Giovanni Ferrarese, che è presidente dei giovani imprenditori di Confagricoltura Verona. Pier Giovanni, buongiorno. Buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Buongiorno. Entriamo in un argomento molto attuale perché di fatto questa etichettatura del vino è diventata obbligatoria l'8 dicembre dell'anno scorso. Quindi ero un po' curiosa di sapere qualcosa di più di questa nuova normativa e di questa nuova disposizione. Assolutamente, hai correttamente affermato che è una novità, nel senso che è ufficialmente entrata in vigore l'8 dicembre scorso e quindi entra in vigore il più volte citato regolamento europeo 2021-2117. Attraverso il regolamento europeo 2023-1606 vengono definite le regole, quindi le modalità di attuazione, fondamentalmente di un regolamento che va a porre nuovi obblighi di etichettatura sui prodotti vitivinicoli relativamente all'elenco degli ingredienti e alle dichiarazioni nutrizionali. Una novità perché fino ad oggi i prodotti vitivinicoli ne erano appunto esenti. Diciamo che nuove disposizioni, da un lato sono nuove opportunità, dall'altro implicano sempre qualcosa, diciamo, di oneroso. Quindi ti chiedo, anche per voi che siete del settore, questa nuova etichettatura, questa nuova normativa è stata accolta positivamente, ha comportato invece qualcosa di oneroso? Allora, guarda, usciamo da mesi, anzi permettimi anni di confronto in cui il Ministero dell'Agricoltura è sempre stato al nostro fianco in quelle che sono state le numerose vicende europee con le quali fondamentalmente si andava a chiedere chiarezza nell'attuazione di questo regolamento, sempre nell'ottica di voler dare informazione al consumatore, ma allo stesso tempo non rendere ancora più onerosa e complicata la stesura dell'etichetta, anche perché, permettimi una battuta, è inimmaginabile dover riportare tante informazioni su uno spazio così piccolo. Certo. Una vittoria che come Confagricoltura sono felice di riportare è stata quella che siamo riusciti ad ottenere diciamo, la possibilità in deroga di riportare queste informazioni attraverso un sistema elettronico, uno strumento elettronico, un QR code. Quindi potremmo riportare sulle bottiglie un QR code nello stesso spazio visivo dove già sono presenti le altre informazioni obbligatorie, attraverso il quale il consumatore potrà andare a scoprire appunto gli ingredienti, i valori nutrizionali. Questo QR code non dovrà riportare altre informazioni fuorvianti, quindi non dovrà riportare marketing, non dovrà riportare altre informazioni commerciali, ma dovrà essere un rimando diretto a queste informazioni. Quindi diciamo che a nostro avviso non è un regolamento che va a complicare, noi lo definiamo un'opportunità. È l'ennesima opportunità, così come lo è quella di aprire le porte delle nostre cantine per accogliere i consumatori, per poter ancora di più informare, formare il consumatore.